Benvenuti su un'altra puntata di 4MAQ, 4 Mori, 4 Arti, 4 Quarti, il programma che si occupa di hip hop sardo. Oggi ci troviamo nella provincia del Medio Campidano e siamo venuti a fare un'intervista ai Malos Cantores. 4MAQ. Ancora rima cuzzata, tipo alla magromada, con gusto Olimpia sotto una borrumbale infogata. Chi si intendi su so chi buffa e cosa annaquara, in mese gusta gente disperata. Allora, i Malos Cantores nascono ufficialmente nel 2004, dopo comunque la scissione, chiamiamola un po' la messa in stand-by dei Sarrazza, del vecchio progetto di Sarrazza, un po' per forse il bisogno di fare qualcosa di nuovo, dare una nuova linfa e tornare un po' alle origini. E quindi io e Francesco, che ci conosciamo da più di 10 anni ormai, abbiamo deciso, ecco, di intraprendere questo nuovo percorso, dando vita proprio a questo nuovo progetto Malos Cantores, quindi riprendendo le tradizioni campidanesi e come ho detto prima tornando un po' indietro nel tempo e riscoprendo proprio il sapore della tradizione, dell'hip hop. È quindi un progetto sostanzialmente molto più maturo di quello che poteva essere magari prima Sarrazza. Nonostante ciò Sarrazza ha rappresentato comunque la storia un po' del rap sardo. Malos Cantores quindi è un duo principalmente formato da me, Alessandro e Francesco, Micio P e Kilo, affiancato poi da una nuova collaborazione con DJ Ganga che va avanti insomma da un paio d'anni, e la nostra musica si differenzia sostanzialmente da quella che facevamo prima, forse proprio per questa nuova maturità, questa consapevolezza di dare nuova identità proprio al verbo sardo, ai versi in sardo. Quindi noi abbiamo deciso anche di tagliare anche un po' il rap in italiano rispetto a diverse produzioni che facevamo prima, per riprendere proprio a fare il rap in sardo, ancora di più in sardo quindi. E comunque abbiamo creato sicuramente qualcosa di nuovo, un rinnovamento anche del rap, sempre chiaramente parlando di rap campidanese e quindi della nostra zona. Sono musica sarda, chi piga bene canto tu sapi da parte, porto musica, sono musica sarda, musica, questa è musica sarda. Sarrezo cusu poi moita basta scelta ascoltai, questa è su sono di una terra che non ti olli la sai, che entre sani mai chi mai a te su ta sagattai, adesso questa musica sarda da ricordai, di onda arriva sa che ancora quanto a sapportai, con l'upirino a tutta rappresentai. Ho iniziato a fare le prime produzioni musicali per la scena cagliaritana, per Macugo, Sardo Triba, e collaboravo con loro come producer in questo senso. Poi ho avuto la possibilità di conoscere Sarrazza, Kilo e Ruido, e ho incominciato a collaborare con loro. È stato diciamo, un bel periodo, perché comunque c'è stato uno scambio tra produzioni mie e produzioni di Ruido, insomma ho conosciuto il suo stile, ho portato il mio, quindi comunque sono entrato a far parte, diciamo, come featuring all'inizio con Sarrazza. Poi più avanti sono entrato nel gruppo comunque ufficialmente con Eia, con l'album Eia. Dopo di questo c'è stato un bel periodo di Sarrazza, però poi stava nascendo un po' una situazione con pochi stimoli, parlo dal lato musicale, nel senso che comunque io avevo anche la necessità di potermi esprimere musicalmente e portare comunque le mie produzioni, mentre lì comunque venivano in Sarrazza, comunque venivano sempre filtrate da Nike, che è un grande producer, cioè da DJ Nike, però sentivo un po' la cosa limitata, perché comunque avrei voluto anche io esprimere e farmi anche le ossa, fare un po' di esperienza in più, presentando anche i miei progetti musicali. Questo in musica sarda da parecchie critiche mi è stato confermato, a me sinceramente ha dato molta soddisfazione, un progetto che comunque abbiamo tirato giù in appena 4 mesi di studio, nel senso che comunque ho tirato giù le produzioni musicali. Ci siamo incontrati con Alessandro, abbiamo tirato giù i testi, tutto questo in 4 mesi, chiuso, registrato e poi chiaramente mixato l'album. Oh!
facciamo in sulla Pantino, non ha mai smetti una dita e mi imbriagai e già mi incazziamo vago chi non ci ha da buffai, castellizzatro su variante al tutto del cimprotus, mi domandiamo che indomo un solo volanta cazzotus, l'ultima volta. Una cosa a cui teniamo molto è portare insomma a conoscenza del pubblico la nostra missione. Mi piacerebbe molto parlare in sardo in tutta questa intervista perché appunto racchiude la nostra filosofia, che è quella di portare innanzitutto i giovani ad apprezzare nuovamente l'identità e quindi la propria lingua, le proprie tradizioni e soprattutto un messaggio chiaro nelle rime di non abbandonare più i paesi che sono secondo noi la grande fucina proprio culturale della Sardegna. Una volta che si abbandoneranno tutti i paesi credo che non resterà veramente poco della Sardegna vera. E anche portare invece i meno giovani a svecchiare un attimo, sempre col grande rispetto per la cultura e le tradizioni, quelle folk, e la musica appunto folk di cui noi rispettiamo tantissimo le radici, però portare anche un po' di rinnovamento, un po' di nuova linfa alla musica sarda. Quindi l'hip hop ha un grande ruolo perché riesce comunque a miscelare dei suoni tradizionali a ritmi invece più potenti, chiamiamoli così, del rap. Quindi la nostra storia, quella che è nata per me a Reggio di Torino con Giostra, con tutta quella gente che io ricordo come veramente la mia scuola di vita, arriva fino a Malos Cantores e ragazzi non c'è niente che noi facciamo se non in modo sincero e diretto e quindi la missione è quella di continuare con questa storia restando il più coerenti possibile, ricordandovi che di Sardegna ce n'è tante, c'è la Barbagia, c'è la Gallura e c'è anche il Campidano e quindi il rap in sardo è anche quello dei Malos Cantores, è anche quello di tanti altri gruppi che si sbattono dalla mattina alla sera per questo tipo di musica facendo le loro produzioni, i loro sacrifici. DJ Ganga da Sassari, lo stretch a potenza che suona i piatti DJ Ganga. Quello che vorrei fondamentalmente, cioè ciò che mi piacerebbe veramente è che la gente si interessasse molto di più a questa branca del giradischi, cioè che avesse insomma voglia di capire e di conseguenza poter apprezzare ciò che si può fare col giradischi che per me è uno strumento.